Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Educhiamoci, le giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IEM Servizi. Ringraziamo gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e tutti i numerosi partner che la sostengono e l'hanno sostenuta a vario titolo. Anche oggi siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, vi invitiamo a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per il supporto che ci state dando, che ci avete dato in questi giorni. Il titolo di questa terza edizione di Educhiamoci è Ci vuole coraggio. Il coraggio è ciò che ci serve per superare le nostre paure, ma è anche ciò che ci serve per indagare dei temi, come faremo oggi pomeriggio, che spesso ci mettono un po' in difficoltà nella relazione educativa, sia come genitori che educatori, insegnanti e persone insomma, che si prendono cura dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Ricordiamo che tutto il programma dell'intera manifestazione lo trovate sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Prima di presentarvi l'incontro appunto di oggi pomeriggio e il relatore nostro ospite, passo la parola a Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, per un saluto istituzionale che rimarrà poi con noi anche per il tempo dell'incontro e che potrà quindi alla fine eventualmente porre una domanda o fare una considerazione con il nostro ospite di oggi. Grazie. Grazie mille, grazie e benvenuti a tutti. Come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto abbiamo dato molto volentieri il patrocinio a questa iniziativa. Educhiamoci è un modello a livello nazionale, è un modello che permette di cambiare il format con cui si parla di educazione, di formazione, di riconoscimento dei bisogni educativi e formativi e della loro evoluzione complessa, che non è solo pedagogica, non è solo psicologica, è un insieme di funzioni educative ed educanti, oserei dire, che ci coinvolgono un po' tutti, i ragazzi, gli insegnanti, le famiglie, gli psicologi, i sistemi educativi nel loro complesso. Allora questa sfida che deve essere gestita insieme trova in Educhiamoci un contenitore relazionale, un contenitore di idee, un contenitore di scambi che arricchisce la riflessione di tutti e la mette a sistema. Allora da questo punto di vista come psicologi, come psicologhe del Veneto ci piace l'idea di collaborare con un'iniziativa di questo tipo perché permette di facilitare come dire, una navigazione che stiamo facendo insieme. Le sfide educative attuali sono estremamente complesse, sono a volte disorientanti nell'evoluzione tecnologica, l'evoluzione sociale, l'evoluzione dei bisogni educativi e questa sfida che disorienta un po' tutti la possiamo vincere nel momento in cui ci rendiamo conto che educare e formare è prima di tutto uno sport di squadra in cui ogni professione assieme alle altre può costruire una matrice che permette di sviluppare la funzione educativa in maniera efficace. Quindi grazie mille e siamo contenti di essere qui come ordine. Grazie mille Luca Pezzullo, grazie di cuore. Passiamo all'incontro di oggi pomeriggio che si intitola L'Innominabile e sarà condotto da Ines Testoni, collegata con noi, che ringraziamo fin d'ora per la sua disponibilità e la partecipazione a Educhiamoci. Oggi pomeriggio parleremo... Grazie professoressa. Oggi pomeriggio parleremo della morte in educazione e cercheremo di capire se è possibile vedere la morte come parte della vita e non solo come la sua fine, per sentirci più preparati e anche forse meno imbarazzati nell'affrontare queste tematiche con i bambini e i ragazzi, sia come genitori che come figure professionali che si prendono cura di loro. Parleremo di questo tema con la professoressa Ines Testoni, professoressa di psicologia sociale, direttrice del Master in Dead Studies and the End of Life e del corso di alta formazione in Creative Arts Therapies for Resilience Support all'Università di Padova, ricercatrice presso l'Università di Haifa, Israele, riconosciuta tra le 100 scienziate più importanti in Italia per i suoi studi sulla morte, autrice di numerosi articoli e di libri su questo tema. Prima di passarle la parola, ricordiamo che potete porre delle domande alla nostra relatrice commentando la diretta sui profili social oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione. Lascio quindi la parola alla professoressa Ines Testoni e auguro a tutti un buon incontro. Grazie. Grazie innanzitutto a voi per l'invito, sono veramente molto felice
di partecipare a questo incontro perché l'area educativa mi interessa tantissimo, lavoro molto con le scuole, lavoro molto con gli psicologi che operano all'interno delle scuole e con i pedagogisti. Il master è nato anche proprio anche per insegnanti e per pedagogisti, educatori professionali. Di conseguenza, diciamo, ho sempre assolutamente a fuoco le istanze metodologiche, ma anche le istanze di carattere formativo che devono essere messe a disposizione di queste figure cruciali nella società, perché la società si forma solo e soltanto attraverso dei percorsi di educazione che iniziano molto presto. Bene, il tema della morte e del morire all'interno della scuola è totalmente censurato, è un fenomeno che caratterizza tutto l'Occidente, nello specifico dalla seconda metà del Novecento in poi. E allora io comincerei, se voi siete d'accordo, con il condividere delle slide, quindi farò condividi schermo e comincio a raccontarvi da dove nasce la Death Education che ho portato in Italia dagli Stati Uniti, perché diciamo questa intrapresa è cominciata innanzitutto negli Stati Uniti, quando proprio nella seconda metà del Novecento, intorno agli anni 60-70, si sono resi conto appunto di questo fenomeno sociale di ampia portata, cioè vale a dire il trionfo della medicina, il trionfo del benessere, della pace, avevano in qualche modo comportato l'esternalizzazione dell'esperienza della morte e del morire all'interno delle case e parallelamente censurati i discorsi che sostanzialmente devono supportare il dialogo all'interno delle famiglie e all'interno delle comunità rispetto alla morte e al morire. La cosa più interessante che avevano così considerato questi studiosi, questi ricercatori, era questa, cioè l'esistenza di una congiura sistematica del silenzio operata proprio a partire dalla volontà di impedire a bambini e adolescenti, quindi ai minori, di entrare nel merito dell'argomento e man mano questo problema è diventato sempre più significativo. Siamo arrivati a 5 generazioni di famiglie e di educatori e insegnanti che non sanno parlare di morte e di morire. Ecco perché è importante che entriamo nel merito di questo argomento, perché in tutte le scuole c'è sempre un bambino, un adolescente, uno scolaro, uno studente o una studentessa. Ecco, vi prego di perdonarmi se uso il maschile. Io sono tra l'altro molto impegnata negli studi di genere, uso il maschile per semplificare la mia loquela, il mio parlato, il mio speech, però questo maschile è assolutamente neutro e implica, è importante dirlo, anche il femminile. Bene, studenti e alunni delle scuole dalle elementari, dalle materne fino all'università si trovano nella condizione di non elaborare all'interno delle scuole l'incontro con la morte, cioè vale a dire quando devono subire un lutto importante e anche un lutto che viene considerato meno importante, per esempio il pet grief, non vengono minimamente considerati, tenuti in considerazione e si pretende da loro quello che ho definito nel mio libro Psicologia palliativa, ma anche in L'ultima nascita, entrambi pubblicati da Boringhieri, quello che ho definito the show must go on, cioè bisogna fare in modo che la vita proceda come se niente fosse anche per i nostri piccoli dolenti, quelli appunto che devono fronteggiare la morte di un nonno, di una nonna, oppure di un genitore addirittura o un fratello, oppure la morte di un gatto, di un cane o di qualsiasi altro pet
con il quale abbiano avuto un'esperienza significativa. Già parlando del PET vi viene in mente che, beh, tutto sommato che cosa vuol dire se muore il gatto, se muore il cane? I miei studi, sono stata tra i primi a livello mondiale a studiare questo fenomeno, dimostrano che la morte di un pet può essere in alcuni casi paragonata alla morte di una persona cara, perché con il pet, cioè l'animale da compagnia, si intrattengono relazioni che instaurano un legame affettivo profondo e significativo, quindi un vero e proprio legame di attaccamento, lo chiamiamo così noi psicologi. Questo significa che quando muore il pet è come se morisse un fratello e di conseguenza è necessario operare una elaborazione. Ecco, pensate a quanti bambini, quanti adolescenti devono fronteggiare un'esperienza del genere e se già noi non li aiutiamo a fronteggiarla quando si abbia a che fare con la morte di un fratello, di un genitore, di un nonno, immaginatevi se siamo disposti a affrontare questa esperienza quando si debba fronteggiare appunto la perdita di un pet. Questo, attenzione, viene fatto, questo è quanto asserisce il mondo adulto, per il bene del bambino e dell'adolescente, cioè gli adulti dichiarano che è meglio non parlarne, che è meglio educatori e genitori non prendere in considerazione la cosa per non ferire il bambino o l'adolescente, per non ferire il mirone. In verità, alcuni studi dimostrano in maniera estremamente chiara che la difesa non è del bambino ma dell'adulto perché non ne sa parlare. Dicevo che siamo arrivati quindi alla quinta generazione di persone adulte che non sanno parlare di morte e di morire e che, diciamo così, proprio per questa incapacità, proprio perché non hanno cominciato a parlarne fin da bambini e anzi si sono trovati a dover fronteggiare i genitori che a loro volta o degli educatori che a loro volta ritenevano che fosse il caso di non parlarne con loro, non fanno altro che continuare questo percorso. Bene, è importante sapere che tutti i lutti che non sono elaborati lasciano un segno e lasciano un segno importante. Ma la Death Education non è soltanto un percorso che richiede alla classe o richiede al gruppo dei coetanei, dei loro insegnanti, dei loro educatori e dei loro genitori di prendere in carico la sofferenza di chi deve gestire una perdita importante. Non è solo questo, è anche un prepararsi al fatto che questo possa accadere. Se già siamo incapaci, noi adulti, di elaborare l'esperienza di coloro che soffrono per un lutto, figuratevi se ci preoccupiamo di preparare i nostri bambini, i nostri adolescenti all'eventualità di una perdita. Quindi questo è ancora più gravemente rimosso, la congiura del silenzio diventa ancora più significativa. Esiste dunque un problema sistematico veramente cruciale nella nostra società che consiste nella mancanza sociale di un linguaggio condiviso per parlare di morte. Questa censura produce degli esiti importanti, cioè rende impossibile la trasformazione del cordoglio, per esempio, e questo anche per gli adulti, in lutto, cioè un lutto esiste in quanto tale e come processo che permette di evolvere e di crescere nonostante una perdita importante soltanto se il gruppo dei pari e la società tutta è presente a questo tipo di sofferenza e sa integrarla con un linguaggio adeguato. Quindi il mio impegno, pensate, sono la prima che l'ho portato in Europa, non dico in Italia, in Europa, e sono la prima a aver realizzato questi progetti a livello nazionale, tanto nazionale quanto locale. Se non cominciamo ad operare in maniera più sistematica all'interno di questo progetto, di questa possibilità che possiamo offrire ai nostri minori, cioè entrare nel merito del fatto che le
perdite sono possibili, e non sono possibili, ma saranno addirittura necessarie. Pensate che gli stessi adulti non pensano a questa eventualità, vale a dire quella che possiamo perdere le persone che amiamo, i pet di cui ci facciamo carico, ma anche semplicemente il dover aiutare qualcuno che sta soffrendo per questa perdita, la necessità di offrire questo, diciamo, questa eventualità di maturazione può modificare in maniera sufficientemente sistematica il modo di funzionare anche della stessa società, perché dobbiamo sapere, e questo è una cosa che possono sapere solo gli psicologi perché è il nostro campo di studi, la rimozione della morte non è il nascondimento sistematico che funziona bene per farci vivere il meglio possibile finché siamo vivi, ma la rimozione della morte implica che il nasconderla nell'inconscio produca come esito che agisca nel nostro inconscio, portandoci a alcuni esiti non del tutto desiderabili, come sono tutti gli atteggiamenti che servono per distrarci, atteggiamenti e comportamenti che ci servono per distrarci da qualcosa che causa ansia. Quindi la rimozione della morte non fa altro che attivare delle dinamiche comportamentali e anche di carattere affettivo di tipo ansioso, quindi conviene elaborarlo. È un pensiero che conviene elaborarlo a livello sociale, prendere coscienza che abbiamo paura di dover fronteggiare questa esperienza, ma anche coscienza del fatto che dobbiamo arrivare preparati per farlo. Bene, dovete pensare, adesso ve lo racconto perché è proprio il caso che ve ne parli. C'è talmente tanta resistenza nelle scuole rispetto a rendersi conto della necessità di fare questo tipo di interventi, che addirittura quando ho proposto di realizzare questi progetti, perché talvolta riesco ad ottenere degli importanti finanziamenti, eh, quando ho proposto di parlarne per, diciamo così, elaborare i lutti da Covid, il terrore è stato talmente elevato che molte scuole hanno detto no. Nonostante tutto, alcune scuole invece sono state estremamente accorte nel rendersi conto che i bambini e gli adolescenti avevano vissuto dei lutti in prima persona in questo campo e quindi alcune scuole hanno accolto questo progetto e la cosa che è emersa con estrema evidenza è che avevano bisogno questi bambini, perché l'ho realizzata nelle scuole elementari, avevano assoluto bisogno di parlarne e quindi di raccontare il come hanno vissuto le perdite di persone care all'interno della famiglia. Quindi questa censura direi che è assolutamente da risolvere, dobbiamo farcene carico e cercare di lavorare seriamente per fare in modo che anche gli adulti maturino, adulti genitori, adulti educatori, maturino in modo tale da poter rispondere in modo adeguato tanto all'interno della famiglia quanto all'interno della scuola per tutte le domande che i bambini già si pongono, né più né meno come fanno per il sesso. È estremamente parallela la situazione. E si danno delle risposte e le cercano anche in modo non del tutto funzionale, perché gli adolescenti in particolare poi vanno a cercarsi queste risposte su internet e in quello che si chiama il deep internet, quindi scene che è meglio che non vedano, così come è meglio che non vedano alcune scene di pornografia violenta che invece vanno a cercarsi per capire di che cosa si tratta quando si parla di sesso. Bene, questi americani negli anni 70 si sono resi conto che mancava questo tipo di linguaggio per gestire l'ansia di morte che comunque coltiviamo tutti e hanno cominciato a
mobilitare la società statunitense creando il Death Awareness Movement, qua vi faccio vedere uno degli attori del Death Awareness Movement, che è Herman Feifel, che ha scritto appunto uno dei primi testi. Poi alcuni nomi non voglio assolutamente ricordarveli tutti, perché veramente ormai l'elenco è piuttosto lungo. Voglio ricordarvi Cicely Saunders, che ha aperto il grande universo delle cure palliative dicendo: questa censura della morte ci porta a buttare via come vuoti a perdere gli ammalati. In particolare lei si riferiva agli ammalati di cancro, poi altri si sono riferiti, come per esempio Elisabeth Kubler-Ross, che non ho inserito nella slide, agli ammalati di AIDS, eccetera, eccetera, a segregarli senza neppure lenire il loro dolore in strutture ospedaliere sanitarie, perché non sappiamo come relazionarci con loro. Eleanor Vance dice: bene, per risolvere, ecco, con Cicely Saunders è nato il movimento Hospice parallelamente al Death Awareness Movement, e Eleanor Vance addirittura dato vita al primo organo scientifico, Death Education, che poi è diventato, è stato trasformato in Death Studies, ed è di primo quartile, quindi di primissimo impatto, l'organo scientifico dell'Association of Death Education and Counseling. Tra questi nomi, due che ho invitato proprio con l'ordine degli psicologi, saluto Luca Pezzullo, al quale ho proposto molte volte di collaborare su questi argomenti con me, con il Master in Death Studies and the End of Life, all'interno del quale lo invito sempre molto volentieri come docente. Bene, nella storia di collaborazione con l'Ordine degli Psicologi del Veneto ho avuto modo di invitare Eileen Noppi e Robert Niemeyer. In particolare Robert Niemeyer è il nome più famoso a livello mondiale per quanto riguarda il counseling in questo campo, e il counseling nello specifico per l'elaborazione di quello che viene definito lutto anticipatorio, del quale ha ampiamente, diciamo così, studiato e fatto ricerca Elisabeth Kubler-Ross, e che poi con Robert Niemeyer ha messo in essere, diciamo così, molte delle tecniche che io adotto in Death Education, che sono di Creative Arts Therapies. Creative Arts Therapies, come vi dicevo, è estremamente importante per l'elaborazione non solo del lutto anticipatorio. Per lutto anticipatorio intendo dire quando a casa qualcuno si ammala e si ammala gravemente, e il bambino, l'adolescente, ma anche tutti coloro che condividono la vita con questo paziente si aspettano o temono che muoia, o temono che muoia, e nessuno elabora con loro questa angoscia e questo terrore. Pensate a scuola quanti bambini e quanti adolescenti stanno vivendo la paura perché il genitore, la madre o il padre, o perché un fratello, il nonno e la nonna, o il bisnonno o la bisnonna sono ammalati, e nessuno elabora con loro la loro ansia di morte. Bene, lo si può fare a scuola senza dubbio, coinvolgendo tutta l'istituzione, e anche non solo tutta l'istituzione, ma anche la comunità e i genitori. Questi sono 3 dei miei libri, poi c'è anche il grande libro della morte, che ho pubblicato invece con Saggiatore. Non ho più paura, un libro che ho scritto insieme a 2 maestre della scuola dell'infanzia, Marinella Salghetti e Angela Legrenzi, con le quali ho realizzato per la scuola dell'infanzia per ben 15 anni percorsi di Death Education di grandissimo successo e grandissimo impatto sulla popolazione,
e anche sulla evoluzione del percorso formativo. Bene, sono tre i tipi di interventi che possiamo fare di tipo di Death Education, quelli preventivi universali, chiamati anche di Death Education preventiva primaria, cioè quando lavoriamo nelle scuole. Attenzione, non si può improvvisare, questo lo dico con estrema onestà. Il Master in Death Studies and the End of Life serve per questo. Non si può improvvisare dei percorsi di Death Education neanche quando si è psicologi, per dire, e quindi neanche quando si è insegnanti o neanche quando si è educatori o comunque si abbia a che fare con l'area della formazione, perché quando si parla di morte ovviamente si attivano delle dinamiche importanti che possono, diciamo così, accendere l'ansia, quindi bisogna saperlo fare. Comunque, gli interventi possono essere di tipo primario, preventivi universali, vale a dire si lavora con i gruppi di minori e con le classi di minori, in un certo modo quando non ci siano lutti in atto. Attenzione, poiché gli insegnanti non entrano nel merito e censurano, rimuovono il tema della morte, che cosa accade? Accade che non sappiano se qualche bambino, qualche adolescente abbia a che fare con un lutto completo oppure anticipatorio. Quindi questo significa che se vogliamo fare dei percorsi, dobbiamo insegnare agli insegnanti, dobbiamo apprendere come si fa per far sì che spontaneamente l'alunno o lo studente si confidi dicendo: io sono in ansia perché la mia mamma sta male, il mio papà sta male, eccetera, eccetera. Ci sono delle tecniche, delle strategie estremamente utili da utilizzare e che adesso qui per brevità non posso descrivere, ma posso dire che sono estremamente aiutano a capire esattamente se quel particolare allievo abbia dei problemi di questa natura oppure no. Una volta intercettate l'assenza di queste istanze, si può intervenire con un percorso di prevenzione primaria, cioè mettere a disposizione proprio tutti gli strumenti necessari per sapere che prima o poi può capitare questo tipo di esperienza e sapere come gestire. Si chiamano abilità di coping. Sostanzialmente mettiamo a disposizione dei nostri allievi delle competenze affinché possano aspettarsi che accada qualcosa del genere e quando accade sapere a chi rivolgersi e sapere come parlarne, perché il grande rischio è quello di credersi da soli dinanzi all'orrore e che in qualche misura ha nessuno interesse che io abbia così paura di quanto sta avvenendo. Poi esistono degli interventi preventivi, si chiamano preventivi perché servono per offrire degli strumenti per la promozione della resilienza in anticipo, prima che accada e dunque ci si trovi totalmente impreparati nella gestione di questa cosa. Invece gli interventi preventivi selettivi, che vengono anche definiti secondari, vengono messi in essere in maniera che io immagino come ottimale quando si interviene nella scuola, allorché accada che un bambino ha segnalato il proprio timore, che la mamma o il papà, il fratello, il nonno, il bisnonno, qualcuno all'interno della sua rete di relazioni significative possa morire, allora a quel punto si interviene per fare in modo che la riflessione sulla paura perché la mamma e il papà, qualcuno sta male, possa essere elaborato all'interno del gruppo classe,
attivando delle dinamiche solidaristiche empatiche che richiedono altrettanto alcune tecniche molto precise. Allora, io utilizzo le Creative Arts Therapies, per le quali ho attivato questo percorso di perfezionamento all'interno dell'Università di Padova, per fare in modo appunto che si utilizzino degli strumenti prelinguistico-verbali. Quindi significa qualcosa da cui nasce la parola, non qualcosa che abbia dei codici già predefiniti, perché non arrivano, non raggiungono il cuore della situazione. E questo che cosa significa? Significa che se giochiamo bene, mettiamo in campo bene queste tecniche, i bambini solidarizzano, ma non solo i bambini, ma anche le famiglie e i genitori, perché questi percorsi, quando si fanno i percorsi con i minori, devono sempre prevedere il coinvolgimento dei genitori e della comunità, dei genitori e della comunità. Poi ci sono gli interventi preventivi indicati, quelli che vengono definiti anche di prevenzione terziaria, cioè quando appunto bisogna elaborare in forma sistematica un lutto all'interno della classe. Quindi chi sono i soggetti interessati dai percorsi di Death Education? Le persone comuni all'interno del ciclo di vita, ma anche i pazienti, ma anche coloro che devono avere a che fare con qualcuno che soffre. Ovviamente professionisti della salute, insegnanti, vedete, educatori e insegnanti. Ognuno ha i propri strumenti, ma sono strumenti necessariamente orientati dal sapere psicologico. Ecco, io questo lo sottolineo non per dire che deve farlo lo psicologo, bisogna avere alcune competenze che mette a disposizione lo psicologo per elaborare questi contenuti. Bene, qua poi ci sono varie, diciamo così, vari aspetti che qui non voglio presentarvi in maniera troppo sistematica perché approfondiremmo esageratamente. Ciò che vorrei farvi vedere sono alcune esperienze che ho realizzato, quindi interrompo questa presentazione perché vorrei farne un'altra. Allora, mi potete confermare che ho interrotto la Sì, condivisione? sì, sì, è confermato. Ok, adesso c'è nuovamente condivisione oppure non l'ho ancora agganciata? Sì, 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 noi vediamo Adesso... le nuove slide. Ok, perfetto. Allora io vorrei farvi vedere eh, un bellissimo percorso fatto con le insegnanti Marinella Salghetti e Angela Legrenzi quando erano insegnanti di scuola materna, scuola dell'infanzia a Ospitaletto, questa cittadina della provincia di Brescia. Allora, voglio farvi vedere alcuni disegni perché ho fatto delle, diciamo, rilevazioni ex ante, ex post per rendere insieme a loro, insieme alle insegnanti, come abbiamo lavorato con le insegnanti. Allora, bambini di 5 anni, per intenderci, bambini di 5 anni, quindi proprio quando tutti dicono no, ma cosa bisogna, non devono pensare a morte, non devono pensare, eccetera, eccetera. Allora ho fatto prima un percorso di formazione, ho fatto io il corso di formazione alle insegnanti della scuola dell'infanzia, un percorso in cui ho permesso loro di fare le stesse attività che poi avrebbero realizzato con i loro piccoli alunni. Ecco, la stessa cosa si deve fare anche con gli insegnanti di scuola elementare, ovviamente. Attenzione, questi percorsi possono essere fatti anche da personale esterno nel momento in cui viene retribuito perché si ottengono dei fondi. La scuola a volte può accedere a dei fondi sulla base
di un progetto. È quello che è successo, per esempio, quando ho permesso l'elaborazione dei lutti da Covid nelle scuole elementari e il progetto è appena stato chiuso e stiamo pubblicando gli esiti, perché ecco, un'altra caratteristica fondamentale quando si fanno questi lavori è quello di misurare l'efficacia dell'intervento, sapere come fare per vedere se abbiamo fatto un danno oppure se abbiamo fatto del bene. Quindi bisogna sapere che ogni età ha i suoi strumenti eccetera, insomma sono tutte cose che bisogna un pochino imparare a considerare. Ebbene, noi abbiamo, quindi ho formato le insegnanti spiegando loro molto più in maniera approfondita quello che sto spiegando adesso in maniera un po' veloce. Ho spiegato loro queste cose, ho fatto fare loro le attività che poi in prima persona, che poi avrebbero esperito con i loro allievi. Abbiamo coinvolto i genitori chiedendo loro di essere attivi e non soggetti passivi, facendo capire loro che cosa avrebbero portato a casa i bambini come competenza e quindi che domande avrebbero fatto loro, e poi anche abbiamo coinvolto la comunità. Ciò che voglio farvi vedere molto velocemente è un disegno, qualche disegno ex ante, cioè quando i bambini ancora non avevano considerato in alcun modo che cosa significasse morte. La richiesta era disegnate, siccome appunto diciamo non esiste un linguaggio condiviso sulla morte e morire a livello sociale nella quotidianità, abbiamo cercato di facilitare questo dialogo chiedendo loro di disegnare ciò che per loro significa morte e morire. Ed ecco che cosa hanno disegnato. È uno dei percorsi fatti con Marinella Salghetti e Angela Legrenzi. Allora, Marinella Salghetti insegna ancora, invece Angela Legrenzi è già in pensione, però fa molte attività di carattere artistico perché è anche pittrice, e quindi diciamo quando ha l'occasione di collaborare con le scuole fa molto volentieri perché ha una grandissima competenza come insegnante. Bene, questo disegno è un ex ante, cioè prima del percorso di Death Education. Vedete, allora, perché si muore? Perché un cacciatore ti spara. Questa è la prima spiegazione del perché si muore, perché qualcuno ti ammazza, ti uccide. Allora, qui c'è una persona defunta, deceduta, e tutto intorno c'è del sangue. E notate, questa è una bara, una tomba, e trabocca, questo è addirittura sangue che schizza fuori. Guardate che tratto anche piuttosto, diciamo così, nervoso è stato utilizzato per descrivere questo sangue che schizza fuori dalla bara. E questo, pensate, è il nonno che è morto, ed è morto perché c'è qualcuno che lo ha ucciso con una freccia, immaginate. Allora, dovete sapere che i genitori normalmente non accompagnano i loro figli, i loro bambini, le loro bambine al funerale dei nonni, per cui questi bambini non sanno che cosa significa che il nonno o la nonna è morta. Non solo, ma non ne hanno avuto notizia prima, quindi non sono stati preparati. La stessa cosa accade quando succede per i genitori, per i fratelli, no? Addirittura questo si immaginava, questo bambino che ha ucciso con una freccia e che, pensate, quest'uomo uccide tutti i bambini e il nonno, quindi lo sente ignorando la ragione per la quale il nonno è morto e che cosa è successo, e appunto ignorando, anche essendo stato escluso dal rito funebre, che è il primo passaggio per l'elaborazione del lutto, si aspetta che chi ha ucciso il nonno possa andare nella scuola materna e uccidere tutti i bambini con le frecce. Capite che tutto questo non emerge se non si dà la possibilità di parlarne e di normalizzare il discorso sulla morte.
In questo caso abbiamo invece un uomo che attraversa la strada e poteva morire sotto un'automobile, invece no, trova un uomo cattivo che lo infilza con il pugnale. Qui invece è una bambina che attraversa la strada e che dice, ecco, si muore perché qualcuno un automobilista distratto ti travolge. In questo caso ancora un ex ante, questo invece esprime in maniera più esplicita il terrore che abbiamo, che questi bambini poi nutrono, mantenuti così all'oscuro di quanto invece realisticamente accade, d'accordo? Immaginano delle tombe abitate da spettri che possono uscire dalle tombe. Guardate, sono veramente brutti, vedete questo ghigno all'interno di questo spettro. Allora, pensate che poi ne hanno paura fino all'adolescenza e nell'adolescenza poi si acuiscono anche di più questi terrori, perché sostanzialmente non è vero che così come per il sesso non ne sanno niente di morte. Di fatto, anche solo ascoltando il telegiornale, anche solo guardando le immagini del telegiornale, poi navigando in internet per vedere quali sono le scene della guerra, oppure anche solo con i loro giochi, perché ignoriamo quanto venga celebrata la morte con i giochi che lasciamo in mano ai nostri adolescenti, ai nostri bambini quotidianamente, oppure addirittura con i film, i telefilm e i film dell'orrore che più o meno volontariamente vanno a cercarsi in televisione su internet, questi bambini sono costantemente esposti a messaggi espliciti o latenti che hanno a che fare con la morte. Allora, questo è uno dei tanti anni in cui abbiamo sperimentato diverse forme misurando gli effetti. Una delle occasioni più interessanti è stata, e che si ripete, la celebrazione di Halloween, che ha permesso, tra l'altro, di rendersi conto che esistono varie forme nel mondo di celebrazione della morte e del morire, e che ognuna ha a che fare con dei riti funerari, riti funebri estremamente importanti. E per esempio in questo caso abbiamo presentato, oltre che Halloween, le celebrazioni di tipo America Latina, per intenderci. Bene, vediamo un ex post, vi salto tutto il resto perché mi restano 5 minuti e devo farvi vedere e vi ho saltato anche tutta un'altra parte che ha a che fare con le competenze da acquisire a livello affettivo emozionale, e vi faccio vedere l'ex post. Qua noi nell'ex post vediamo i nonni che sono morti e attenzione, riescono ad esprimere l'idea della loro esistenza oltre la morte come angeli, e quindi hanno acquisito le ali questi nonni, e se notate sono sorridenti, cioè il poterne parlare. Adesso io non vi ho fatto vedere tutto il percorso e quali contenuti, perché perdonatemi ma un'ora non è sufficiente per spiegare tutte queste cose estremamente importanti. Le trovate comunque descritte in Non ho più paura, questo volume che ho scritto con le maestre. Attenzione, guardiamo un altro ex post. Da questo siamo arrivati storicamente dalla violenza alla rappresentazione del nonno nella bara, quindi della possibilità di partecipare ad un rito funebre. Vi salto un'altra parte ancora
più interessante che riguardava il come usare i libri che avvicinano i bambini alla presa di coscienza di questo. Qua vediamo un bambino che disegna se stesso, che fa la visita al cimitero e che porta il proprio omaggio al nonno defunto. Io mi fermo qui perché ho 4 minuti, quindi interrompo nuovamente la condivisione perché vorrei farvi vedere, se ci riesco, vi chiedo per piacere di farmi sapere se vedete. Questo è un percorso di Death Education che ho realizzato con degli adolescenti, con ANT, e abbiamo realizzato un percorso a livello nazionale con questa associazione che garantisce gli interventi domiciliari con persone ammalate di cancro, e quindi vediamo se riesco ancora. Mi vedete ancora? Professoressa, sì, vediamo lei, però non vediamo la condivisione. Allora, devo capire come mai, quindi vediamo che cosa riesco a fare in modo carino, perché in teoria dovrei, allora, condividi schermo, dovrei agganciarmi ad un'altra rete internet. Vediamo se ce la facciamo. Può prendersi anche qualche minuto in più Ah no, se le serve. no, questo è sbagliato, quindi torniamo indietro. Vedete? Vedete? Sì? E sentite anche, questo è il filmato che ha vinto questo trial, questo concorso che abbiamo fatto con tutte le scuole di adolescenti che hanno partecipato al percorso di Death Education in preparazione, quindi era un Death Education primaria. Non c'erano casi di lutto all'interno delle classi e dovevano produrre un filmato, e una giuria all'interno dell'ANT ha stabilito quale fosse il filmato vincente, e il filmato vincente era questo. E a un certo punto mi ha colpito. Mi ha colpito Professoressa, lo mandiamo noi dalla regia in modo che si possa vedere e sentire meglio. Ok, voi sapete come fare per trovarlo? Sì, la regia lo ha trovato. Ah, fantastico. Fra Allora, fra qualche momento riusciamo a mandarlo noi. Perfetto, allora io tolgo, condivido il schermo perché fate voi, giusto? Esatto, Grazie. in questo modo c'è un audio migliore, insomma, riusciamo a vederlo meglio. Sì, perché è importante anche il testo. Ok. Era un gruppo, diciamo, all'interno di una classe che ha lavorato scrivendo il testo dopo un percorso di Death Education, di elaborazione, fatto con gli insegnanti, fatto con gli esperti che ho formato di ANT, e hanno prodotto questo lavoro che ritengo che sia di assoluto impatto. Certo, non è con bambini in questo caso, ma mi premeva darvi tutte e due le testimonianze, quella con i bambini delle scuole materne, scuole dell'infanzia, e questa con le scuole superiori. Grazie. Oggi stavo camminando per strada e ad un certo punto mi ha colpita. Mi ha colpita l'idea che forse tutto questo ha un fine, che forse il mio prossimo passo sarà il mio ultimo passo. Era la prima volta che pensavo alla fine, a quella nera signora, insomma, alla morte. Ad un tratto mi coglie come una malinconia, come un vuoto, come una voragine nel petto, e un forte dolore mi riempie la gola, e questo atroce pensiero mi appesantisce gli occhi. Perché non mai prima di questo passo l'avevo pensata? E d'altra parte, perché dovrei pensare alla morte se sono in vita? Non voglio pensarci, non devo pensarci, ma ormai è qui e non mi lascia in pace. E allora cosa succederà quando i nostri occhi si chiuderanno per sempre alla vita? Saremo forse finiti per sempre e di noi non resterà nient'altro che vuoto assoluto? O tolto il dolore dagli occhi accederemo ad un mondo migliore? Io non so cosa ne sarà di me quel giorno, ma so che io non voglio la morte, io voglio la vita.
Perché mai dovrei accettare la morte quando mi priva di tutto ciò che per me ha valore? Che cosa mi dà la morte in cambio della mia vita? La verità è che nessuno vuole morire e anche chi crede in un paradiso non vuole andarci, perché morire è una fine infinita, l'unica cosa che sappiamo bene di non poter gestire, e così è giusto che mi faccia paura. Se sapessimo di stare per morire, cambieremmo qualcosa delle nostre vite. Quanto tempo, minuti, giorni, settimane mi restano? Continuo a camminare, ma questa idea non va via. Penso a quando quel tetro mietore verrà a farmi visita. Penso a come faccia a scegliere chi portare via con sé. Penso che stia giocando a dadi con noi. Penso che sia ingiusto, perché se non lo fosse, il mondo sarebbe diverso. Penso ad un bambino senza mamma e poi ad un assassino che ancora cammina su questa terra. Se la morte fosse giusta, quell'assassino sarebbe morto e quella mamma ancora viva. Penso a quando ho avuto paura di dire addio. Ho avuto paura di salutare un'ultima volta chi ora non c'è più. Mi sento in colpa per tutta quella paura. E ho paura di dirlo ad alta voce, ho paura di parlarne perché fa ancora male ed è il mio rimorso più grande. Ma nonostante tutto, sto camminando per strada e dopo ogni passo ne segue un altro e allora capisco. Che cosa ne farei della mia vita se sapessi di non dover morire? Combatterei con uguale tenacia per ciò che voglio, per ciò in cui credo e per quelli a cui voglio bene. Mi farei in quattro per vivere ora e oggi, sapendo che non ho un limite per farlo, sapendo che se metto in pausa la mia vita oggi, avrò comunque un domani. Perché mai dovrei lottare per la mia vita, sapendo che tanto non la perderò mai? E allora, offrendo un fiore alla morte, l'accolgo come amica, perché non c'è morte senza vita. Bene, allora L'educazione è ciò chiudo che qui, rimane dopo credo aver che dimenticato abbiate ciò colto l'importanza di che cosa di portentoso si abbia in mano quando si decide di affrontare una tematica del genere, e senz'altro sono disponibile perché ho rispettato perfettamente i tempi, sto guardando il mio orologio, per rispondere alle vostre domande, che spero ce ne siano. Ce ne sono, ce ne sono. Lasciamo il primo tempo al dottor Luca Pezzullo e poi le porrò delle domande che sono arrivate anche da chi sta seguendo. Grazie intanto per il suo intervento. Io mi aggancio molto volentieri. Ines, come è noto e come avete avuto modo di sentire, è una delle massime esperte italiane ed europee sul tema della morte e del morire e, come dire, anche oggi ci ha presentato in maniera molto nitida, molto completa, molto articolata tutta una serie di punti di repere che vanno a perimetrare questo tema, questa riflessione che spesso è un grande non detto collettivo, appunto, di cui invece Ines rappresenta e testimonia bene nelle sue opere, nelle sue riflessioni, nella sua attività, la necessità appunto di dare parole al non detto, di imparare a verbalizzare, a condividere, perché nel momento in cui diamo parole a ciò che ci fa paura abbiamo modo di metterla nel nostro discorso, nella nostra interazione e quindi di affrontarla e di viverla, paradossalmente parlando di morte si può usare questo termine. Io un paio di stimoli appunto seguendo l'intervento li lancerei subito. Uno è legato non tanto all'educazione per i ragazzi o per i bambini, perché in un certo senso quella è la parte facile. Paradossalmente. La parte difficile è aiutare i grandi a parlare di questi temi con i piccoli, perché spesso le maggiori resistenze, le maggiori difficoltà ce le abbiamo appunto con gli adulti, con le figure di riferimento formativo, educativo, i genitori, gli insegnanti, tutte le altre figure che hanno un rilievo appunto come figure adulte di riferimento con i bambini. Allora la prima domanda che a me piacerebbe lanciare a Ines è questo: se educare i bambini e i ragazzi alla morte è la parte facile, come affrontiamo la sfida di aiutare i grandi a parlare con i piccoli, ad affrontare le loro angosce, le angosce dei grandi che li portano a non parlare. Faccio un riferimento perché tu hai ben il disegno che hai fatto vedere del nonno colpito dalla freccia e di tutte le fantasie che può attivare su questo, come dire, l'ho sentito attivante perché è un tema che appare spesso. Noi non parliamo, come hai detto giustamente, ai piccoli della morte perché abbiamo, tra virgolette, paura che questo possa aumentare la loro paura. E in realtà questo è un grande fraintendimento, lo facciamo in buona fede, ma in realtà non parlare aumenta l'angoscia dei piccoli perché porta poi a questo esito. Se io non ho modo nel contenitore relazionale con la figura di riferimento adulta di verbalizzare, elaborare questi assetti, le mie fantasie vanno a 1000 e anzi peggiorano, perché mi viene da pensare che una cosa che fa così paura addirittura ai grandi, anche loro hanno paura a parlarne, figuriamoci cosa può fare a me piccino. E quindi il bambino o la bambina non parlando, non potendo parlare, aumenta la sua angoscia. E allora la domanda da $1.000.000 è questa: in che modo riusciamo ad aiutare i grandi ad affrontare le loro angosce nel parlare con i bambini?
Allora, io molto umilmente faccio percorsi di Death Education anche per adulti e quindi lancio delle iniziative, faccio dei percorsi. Dico la verità, adesso non riesco a rispondere neanche in maniera sufficiente a tutte le richieste perché è pressoché impossibile. Quindi mando le mie allieve e i miei allievi in queste, diciamo così, in queste realtà che sono poi delle realtà locali, a volte sono, per intenderci, delle scuole, a volte sono delle aziende sanitarie, a volte sono associazioni, altre volte sono fondazioni, quindi arrivano richieste un po' dappertutto e ogni richiesta richiede un progetto, quindi poiché parlare di morte non è come un dopolavoro, per intenderci, bisogna avere una struttura che accoglie il progetto, lo finanzia, perché c'è bisogno di uno spazio, c'è bisogno di materiale, c'è bisogno di esperti che chiaramente mettono a disposizione la loro opera. Dopodiché con una call territoriale si presenta l'iniziativa. Come la presento di solito? Io sono un po' un testimonial in questa cosa, per cui registrano a volte dei miei trailer o cose di questo genere in cui presento l'iniziativa, dopodiché si accolgono le partecipazioni, anche degli oratori, partecipano anche strutture religiose. Fatto questo, quando si parla di genitori, i genitori partecipano a queste iniziative e con loro si fa un percorso di elaborazione che è un prerequisito essenziale affinché poi possano gestire senza difficoltà l'argomento con i figli. Per esempio, bisogna partire dai loro vissuti, dalle loro esperienze, permettere a questi vissuti ed esperienze di essere elaborati. Questa elaborazione produce una maturazione in coloro che partecipano e poi si procede con quelle tecniche che appunto metto a disposizione anche con gli insegnanti. Se invece la scuola va fatto il percorso con gli insegnanti prima che loro parlino coi bambini. Quindi non è vero che gli adulti non vogliono parlare di morte, così come non è vero che non lo vogliono fare i bambini. E poi, Luca, non è così facile farlo con i bambini e gli adolescenti, perché se vogliamo stare veramente molto attenti all'effetto che il nostro discorso fa, bisogna essere molto accorti e oltre che molto accorti, molto competenti. Quindi, sostanzialmente, come si fa a coinvolgere i genitori? Se il progetto è solo per i genitori e gli adulti, si fa una call sulla base di un progetto collegato con o un'associazione o una struttura o un ente che approva il progetto e che lancia la chiamata a livello di comunità. Se invece è una scuola, bisogna fare un percorso prima con gli insegnanti, dopodiché bisogna, se sono minori, gli allievi, bisogna fare un percorso anche con i genitori, coinvolgendoli. Dico subito quali sono le difficoltà di coinvolgimento dei genitori nelle scuole. Poiché si parla di morte e di morire, è necessario entrare nel merito dei riti funebri e i riti funebri sono differenziati per religione. Quindi il primo passo da fare con tutti i genitori è quello di tranquillizzarli rispetto alle competenze che mettiamo a disposizione dei bambini relativamente all'universalità del rito funebre, ma alle sue diverse declinazioni rispetto alle diverse religioni. E questo è un lavoro che non possiamo dare per scontato, perché crea delle resistenze, può creare delle resistenze. Di conseguenza, sostanzialmente, i passaggi da fare a scuola sono formazione degli insegnanti, coinvolgimento dei genitori che hanno i loro bambini nelle classi in cui si vuole fare il percorso, condivisione
e consenso informato relativamente ai contenuti che vengono dati, e se fin qua si arriva poi si può fare un percorso relativo all'attivazione dei genitori stessi rispetto ai bambini. Quindi è vero che per quanto riguarda bambini e adolescenti, diciamo, può sembrare più semplice, Io in verità faccio meno fatica con gli adulti che non con i bambini e gli adolescenti, perché i passaggi per arrivare ai bambini e agli adolescenti implicano anche il coinvolgimento degli adulti, educatori, insegnanti e genitori. Grazie professoressa. Passo alle domande che sono arrivate da chi sta seguendo l'incontro. Ci sono delle considerazioni, ad esempio Daniela dice che alla morte di una bambina per annegamento in classe prima, della scuola primaria immagino, anche se non è specificato, ai compagni di classe alcuni genitori avevano detto che si era addormentata, quindi c'è molta difficoltà anche, no, a chiamare la morte con il suo nome e effettivamente a esporsi come genitori, come adulti in prima persona ad affrontare l'argomento. Domanda che si aggancia a questa è di Daniela, che dice: mi scusi, ma parlando di bambini, hanno questi timori perché sentono la parola morte o la intercettano nei discorsi degli adulti, oppure è qualcosa che si accende o si innesca automaticamente in loro? Intanto, ottime, sono due domande collegate. Siamo immersi in messaggi di morte, Noi siamo talmente abituati a censurarli che non ci rendiamo conto che dalla mattina alla sera cominciamo la giornata con le notizie alla radio, se ci muoviamo in macchina o col giornale se lo leggiamo, e sono messaggi di morte. E se abbiamo la radio, accompagniamo i bambini a scuola e accendiamo e abbiamo il radiogiornale che funziona, che dà le proprie notizie, la notizia che abbiamo, la prima è di guerra, morte, numero di morti, eccetera, eccetera. Quindi la parola morte la sentono dalla mattina alla sera e vanno a dormire, e molto probabilmente è stata una delle ultime notizie di cui hanno sentito parlare, la morte di qualcuno per qualche causa. Quindi la morte non ha bisogno, diciamo così, di essere evocata da una dimensione assolutamente segreta, è evidente e ci accompagna dalla mattina alla sera, e magari ce la sogniamo anche di notte. Questo è il primo passaggio. Poi è il caso, no, di raccontare storie, camuffare la realtà. No, tutte le volte che si camuffa la realtà lo si sta facendo perché non siamo capaci di gestirla. Quindi quando diciamo una cosa per un'altra è perché non siamo capaci di dire come stanno le cose. Qualcuno dice: è meglio o è peggio camuffare la realtà quando non la so gestire? Ecco, questa è la vera domanda. La vera domanda non è se devo dire la verità o devo camuffarla perché non la so dire. Allora, la risposta corretta è questa. 1, devo rendermi conto che vorrei camuffare la realtà perché non so che parole usare per esprimerla e per dirla. Punto 2, c'è un modo che mi può aiutare a dire come stanno le cose? Per esempio, in molte scuole, quando capita di dover gestire un lutto traumatico di questo genere, si chiama la psicologa o si chiama lo psicologo preparato, ribadisco, neanche loro improvvisano, per fare in modo che venga gestita l'informazione da dare ai bambini, sempre lavorando immediatamente con gli insegnanti e immediatamente con i genitori, con una riunione di classe apposita. E se non facciamo riunioni di classe urgenti, come nel caso di un lutto traumatico come questo, mi chiedo quando vanno indetti, punto di domanda. Allora, in questi casi si aiutano tanto i genitori
quanto gli insegnanti a gestire l'informazione che intanto viene data. Perché dico dallo psicologo e dalla psicologa che entra in classe? Perché se formato e preparato è quello che sa come dare la notizia a tutta la classe, per cui tutta la classe andrà a casa e dovranno esserci genitori pronti ad accogliere la notizia. Grazie mille. Un'altra domanda che proviene da un insegnante di scuola dell'infanzia è come ad esempio affrontare il tema o la giornata insomma, del 2 novembre con i bambini. Oh beh, allora sicuramente Halloween, ottima cosa. Un'altra strategia molto bella è quella di tipo antropologico, vedere come viene gestita in altri paesi con altre usanze e come la gestiamo noi, perché ce lo stiamo dimenticando. Cioè, vale a dire, stiamo dimenticando la visita ai nostri cari defunti, stiamo dimenticando che cosa vuol dire prendersi a cuore la visita delle tombe dei nostri cari, portare i fiori, scoprire magari che invece in Giappone portano i pasticcini sulla tomba, come facevano i nostri greci e i nostri romani, antichi romani, Quindi scoprire tutto questo è una via estremamente efficace per cominciare a introdurre l'argomento. Grazie. Un'altra domanda. Non è specificato se da un genitore o da un educatore, però cosa ne pensa di quei cartoni animati che parlano della morte? Per esempio si fa riferimento a Coco, il cartone... È molto bello, sì. Sono Utilissimo, utili? veramente molto utile, sì. Ecco, non tutti, questo è molto buono, Coco è ottimo, ma non sostituisce il dialogo con gli adulti. Ecco, questo sappiatelo, quindi guardateli insieme, questi cartoni animati assolutamente geniali. Ci sono anche dei libri, non ne abbiamo parlato perché ormai cominciano a essere, cioè cominciamo a renderci conto che non possiamo continuare a nascondere la testa sottoterra come fanno gli struzzi, no? Ci stiamo rendendo conto di questo e la cosa interessante è che sicuramente questi prodotti sono utilissimi, ma come per l'educazione sessuale non lasciate i bambini e gli adolescenti da soli, fate capire che la cosa vi interessa, vi riguarda, riguarda il mondo adulto e innanzitutto vi interessa e vi riguarda come loro la vivono. Per caso, dottoressa, ci può dare qualche spunto di lettura? Perché lo chiedono sia per i bambini del nido che per la scuola dell'infanzia. Se c'è qualche libro che può consigliare? Allora, sì, sicuramente L'ultima nascita, Bollati Boringhieri. Dopo io ho pubblicato anche tanto, ma anche in italiano. Se mi cercate su Google Scholar trovate molti miei articoli, molti dei quali sono in open access. Molti sono in inglese e molti sono in italiano. Poi un altro libro che consiglio è Non ho più paura, sempre che ho curato con le maestre, quindi ci sono anche, sono indicate anche molte attività che si possono fare. Ok, grazie. E ultima domanda, dopo la salutiamo. Abbiamo capito molto bene che non si può improvvisare, insomma, quando ci si mette a parlare di questi temi, ma una maestra che coglie una situazione di sconforto in un bambino, oppure alla quale viene posta, insomma, una situazione, si trova in una situazione di lutto di uno dei suoi piccoli alunni, è bene permettere ai bambini di mettere parole su quello che vivono, magari usare dei disegni per effettivamente rappresentare il loro stato interiore? Come fare? Assolutamente sì. Allora, intanto do un'indicazione, instaurare subito un dialogo privato col bambino, cioè vale a dire ti vedo triste, vuoi che ne parliamo? Cominciamo con un dialogo
sincero, autentico. E attenzione però, la relazione deve essere già positiva. Non conviene fare niente se abbiamo l'impressione, in qualche misura, che ci sia, o se percepiamo che ci sia qualche incomprensione con il bambino. Cioè, vale a dire, a volte le insegnanti quando i bambini cominciano ad avere delle pessime prestazioni, è come se si irrigidissero un pochino, no? Nei confronti. Se il bambino percepisce questo irrigidimento come una colpevolizzazione, allora è difficile conquistare la fiducia. Allora, prima di tutto bisogna appianare questo problema. Mettiamo il bambino, comincia a non funzionare più bene a scuola, quindi comincia a prendere dei giudizi non troppo positivi, allora a quel punto conviene chiedere: c'è qualcosa che ti preoccupa? Vuoi che ne parliamo? Se il bambino fa nascere la comunicazione che permette di capire che il problema è profondo, è grave, allora conviene parlare con i genitori, fare un dialogo aperto, stabilire una strategia insieme per riuscire a aiutare questo bambino. E attenzione, bisogna coinvolgere anche la classe nella misura in cui i genitori danno l'autorizzazione. Sappiate che è molto complesso lavorare con i bambini sulla morte, bisogna sempre avere l'autorizzazione di tutti i genitori per il coinvolgimento della classe, sia per interventi di prevenzione primaria che secondaria o terziaria. Grazie di cuore, grazie mille per gli spunti che ci ha dato e che apriranno sicuramente ad altre riflessioni per tutti noi, sia come genitori che come professionisti, insomma, della cura. Ringraziamo quindi di cuore per il... Se volete contattarmi con la mail, io rispondo sempre molto volentieri, perché credo profondamente in questa mission. Grazie mille, grazie di cuore davvero per il suo intervento, per la sua partecipazione a Educhiamoci e per la sua disponibilità a eventuali collaborazioni. Grazie davvero Ines Testoni, la salutiamo, ringraziamo anche Luca Pezzullo che è stato con noi in questo appuntamento e andiamo... Ciao Ines, alla prossima. E andiamo a chiudere l'incontro di oggi pomeriggio ringraziando come sempre da parte del Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche e tutti voi che avete partecipato. Vi invitiamo a seguire anche i prossimi appuntamenti sempre gratuiti che trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Siamo quasi alla chiusura della nostra settimana, ci sono ancora però 2 appuntamenti per oggi pomeriggio, per questa sera. Alle 17:30 avremo Giuseppe Nicolodi con l'incontro Educare o Insegnare e poi stasera alle 20:30 per la chiusura avremo Rossella Miccio, Nicolò Govoni e Monica Minardi in un incontro dal titolo Dal silenzio all'azione. Grazie per essere stati con noi questo pomeriggio, arrivederci a più tardi.